Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo in quei momenti andare a ricercare o trovare un esoterista, ma prima di fare questo il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare i nostri bellissimi gruppi Facebook, ed è inutile dirlo che i migliori iscritti del pianeta Facebook ce li ha Hildegarda Marietto Veneziano, e di venire anche nel nostro gruppo su Telegram Magici Arcieri Bertollini, dove ogni sera alle 20:30 Hildegarda, coadiuvato da Marietto Veneziano e Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Eventualmente, se vi scappa un super like, il Marietto fa salti di gioia come Rintintin, e mi raccomando anche un bel commento sotto la descrizione nel canale YouTube del vostro Marietto. Bene, parliamo un po' di quando le persone contattano un esoterista, che potrebbe essere Hildegarda, Marietto Veneziano o altri personaggi del mondo esoterico. Perché? Perché capita spesso che arriva gente che ormai ha scavato oltre il barile, oltre il fondo del barile, e tentano l'ultima carta. E questa è la cosa ormai, come si suol dire, quando si è cristallizzato il problema o quando il problema ha superato certe soglie, anche andarci a mettere le mani è una questione molto difficile. Perché? Perché ci sono delle situazioni che si sono ormai, come si dice, incancrenite, praticamente saldate, e quindi a lavorare a livello esoterico si può sempre, certo, però il lavoro, se prima ad esempio si prendeva prima il problema era 1, dopo diventa 8 o 9, e qui sulla scala di 10, e quindi è chiaro che quando una persona riesce a capire che da solo non ce la fa, l'ideale sarebbe sempre contattare un esoterista di fiducia e chiedere un consulto, così che si vede un po' la situazione. Può essere un sibillologo, oppure un taroccatrice, oppure praticamente un radiestesista, così che si fa fare una radiografia della sua situazione e nello stesso tempo vede anche i prezzi, perché chiaramente ogni tipo di operazione ha dei prezzi e dei costi anche sia materiali che di conoscenze. Certamente un'altra strada è iniziare a fare qualcosa da solo, e cioè scaricare nel sito capitano.altavista.org i vari ebook dove ci sono gratuitamente i circuiti. Anche questo è una possibilità, però vi consiglio sempre eventualmente di farvi aiutare in questo cammino. Perché purtroppo spesso e volentieri sento persone che purtroppo hanno aspettato un pochino troppo, e la situazione un pochettino deragliata, e quindi si trovano ai piedi della scala con un sacco di problemi che sono difficili da smantellare, e quindi ci vogliono tanto tempo, perché capite che se uno per 20 anni ha sempre fatto la stessa identica cosa, è caduto sempre lo stesso errore perché ha sempre pensato nel stesso modo, è chiaro che non può pensare che col colpetto di magico in 6 mesi una cosa possa essere risolta. Quindi ci vuole molto più tempo. Invece quando uno si rende conto che è praticamente ai piedi della scala ed è disarmato, anche se ha magari materialmente molte cose, la salute e tutto, però certe cose non riesce a farle da solo, è sempre meglio in quel caso lì chiedere aiuto a chi ha le competenze professionali e sa dove mettere le mani. Perché sennò, cari amici, purtroppo capita spesso di vedere persone che, se avessero preso il problema o la situazione qualche anno prima o mese prima, molto probabilmente non si troverebbero ai piedi della scala con un sacco pieni di problemi sulle spalle. Vedo tutti i giorni da anni queste situazioni, mi piange anche il cuore, perché purtroppo quando si inizia una spirale negativa è difficile fermarsi, e per ribaltare una spirale negativa poi ci vuole una spirale positiva, ma per costruirla sono dolori in tutti i sensi, sia monetari che anche a livello psicologico, fisico, spirituale, animico e quant'altro. Bene cari amici, il vostro Marietto è finito qui. Vi chiede, se volete un aiuto gratuito, basta che andate nel sito capitano.altavista.org e scaricate i vari ebook che sono gratuiti, e in cui spiego, in cui ci sono i circuiti e quadranti radiostesici, oppure potete andare tranquillamente nel canale del vostro Marietto Veneziano a guardare le pillole di radiostesia basic, ce ne sono 38, in cui praticamente prendo
della persona che guarda il video mano per mano e la conduco a conoscere un pochettino sia la radionica che la radiestesia. E poi il vostro maretto ha fatto più di 640 pillole e lì potete in modo gratuito sempre cercare tutto quello che avete bisogno a livello magico, esoterico, chiaramente tutto a livello basic. Grazie cari amici, il vostro maretto è finito qui, vi ringrazio di avermi ascoltato e alla prossima, ciao!